Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Ci siamo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto all'impareggiabilissimo gran maestro Carlo Cambi, che gratis et amore nostri, non so come si dice, si sta passando le mani tra i capelli, tra i fluenti capelli. No, sul Monte Calvo, la sigla. Sul Monte Calvo, giusto appunto. Allora Carlo, poi entriamo nel... Guarda le coincidenze. Passiamo da liberamente a scorrettamente. Sì, e esordiamo anche con due belle clip, perché c'è stata una battuta che mi ha molto divertito nei commenti post voto referendario, per cui mi è venuto il guizzo di ribeccare due clip due personaggi famosi dell'Italica Storia. Chiedo a Francesco, che ringrazio come sempre in regia ottimamente, di far partire queste due simpatiche clip e poi entriamo nel vivo degli argomenti della formidabile giornata di oggi. Vai Francesco. Tutto raccogliere, agli fravaglia fatture che non guaglia corda e bicorda, agli fravaglia fatture che non guaglia corda e bicorda, capalice caparaglia, capalice caparaglia, capalice caparaglia, capalice caparaglia, capalice caparaglia, capalice caparaglia. Mi sento meglio. Mi sento meglio, questa era la prima, poi abbiamo la seconda, subito in battuta. Lavoratori della macchina! Ma chi ha sta macchina? Che ti fermi? Scendi, apri il cofano. Ma fai qualche cosa, come non Cosa vuoi che faccia? Ma come? Fai passare. Forza, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che dorme. Fa preso. Sì. Oh, Dai, ciao. vengono. Stavamo scherzando. Dai, che scappa! Dai, ciao. Dai, ma no, Allora, questo qua era Pappagone il primo, no? Peppino De Filippo. E poi c'avevamo il mitico Alberto Sordi che mandava a quel paese, faceva la pernacchia ai lavoratori, peccato che gli si fermava la macchina, i vitelloni di Fellini, e i lavoratori della Bassa lo andavano a prendere. Mi è venuta in mente sta roba ovviamente perché ieri mi sono letto con gusto un pezzo di Giuliano Ferrara che commentava il referendum. Italiani cari, dopo questo voto, stronzi meravigliosi, ve meritate Pappagone e pure Alberto Sordi, che era la celebre battuta di Nanni Moretti, no? Vi meritate Alberto Sordi, ma anche Pappagone. Quale tra i due sceglieresti tu, Carlo, per rappresentare al meglio l'italica stirpe? Ce ne metterei un terzo, sempre citato Peppino De Filippo. Quale? Chi? Veniamo noi con questa mia... I fratelli Capone. Una parola, cara signora Meloni, che 700.000 lire che avrete spese quest'anno, che c'è stata, come voi ben sapete, la grande moria delle vacche, che queste monete servono, punto, due punti, punto e virgola, a che vi consolate dei dispiaceri che avrete, e femminile avrete. Voglio aggiungere, Carlo, visto che abbiamo citato il Foglio, che un'altra bella l'ho letta oggi, io sono d'accordo sulla riforma, perché fallita questa riforma costituzionale, il centrodestra ne sta elaborando un'altra, ce lo dice Andrea Marcenaro, l'avrai visto stamattina, no? La riforma costituzionale da presentare subito in maniera bipartisan prevede due soli punti, è molto più semplice di quella che è andata in vacca adesso. I due punti sono suffragio universale da Roma in su e invece nessuna modifica al diritto di voto dei giovani italiani che abbiano già compiuto i 60 anni. A me mi pare una cosa che bipartisan potrebbe andare benissimo, no? Non ti pare? Metterei il terzo comma. Qual è? Il Presidente della Repubblica è eletto solo dalla sinistra e resta in carica a vita. Sì, che poi è quello che succederà, insomma, adesso, prossimamente, no? Carlo, tu hai fatto una magnifica rassegna stampa stamattina, io credo che tu ti sia divertito un sacco, ma un sacco.
io nel mio piccolo e piccolissimo mi sono divertito un pochino anch'io, perché ho visto di quei commenti meravigliosi. Lo devo dire che uno tra i più belli mi è sembrato quello di Tommaso Cerno, e tra gli altri più belli quello sul Tempo di Daniele Capezzone. Tommaso Cerno perché il garantismo vale fino a un certo punto. Se Giorgia Meloni decide che il garantismo lo buttiamo nel cesso, ha ragione lei. Giusto? Giusto. Perché? Corretto? Da- Quindi chi perde ha sempre ragione, tutto sommato, basta che stia dalla parte mia. Ma quello che non hanno capito questi signori, ma non l'ha capito per la verità neanche la Schlein, lo ha capito invece Giuseppe Conte, che è il più furbo di tutti, che quel voto lì non è un voto che si riproporrà alle politiche, perché quelli che sono andati a votare contro la Meloni sono le piazze pro palla, sono i giovani privati, I giovani con 2G. i giovani con 2G delle piazze pro palla, quindi tutto l'antagonismo che si è, non a caso ha scelto proprio un appuntamento fra virgolette istituzionale, cioè quando è che io mi posso far vedere come antagonista vero, mi posso far pesare nel momento in cui va in discussione un pezzo di istituzione, e quindi se io sono un movimento antagonista vado lì e colpisco. Quindi se il campo largo fa fede che quella massa di voto che gli è arrivata sia mobilitato sulle politiche, secondo me in parte sbaglia. Ma questa è questione che riguarda il centro-sinistra sostanzialmente. Tant'è vero che, come avevi visto, Conte immediatamente ritornato su toni dell'antipolitica, avendo annusato che quel voto è un voto di antipolitica sostanzialmente. Sì. Non c'è scherzato un commentatore che sia uno dei nostri giornaloni popolati da gente intellettualmente elevata come Antonello Piroso, che diceva un telegiornale che faceva lo 0,37% di share e che soltanto il mio direttore Maurizio Belpietro ha ritirato fuori dal Porto delle Nebbie, come peraltro Cerno che dice che esiste il garantismo a geometria variabile, come Capezzolone che fa delle invettive prive di qualsiasi contenuto intellettuale, ma va bene così, perché questi sono quelli che piacciono a Rete 4, che piacciono all'establishment, e non si rendono conto che la pochezza del personale politico del centrodestra è disarmante. Ma è possibile che stamattina non abbia nessuno trovato il modo di scrivere Giorgia Meloni chiude la stalla quando i voti sono già scappati? Sì, perché francamente Carlo, adesso va bene tutto, ma io ho questa mossa di far dimettere 2 personaggetti di seconda fila e chiedere la rimozione di una ministra di terza fila, anche lei, tutto sommato, al di là del suo profilo personale, mediatico, famosa, la conoscono tutti, ma come un meme, no? È un meme vivente, la Santanchè, quindi questa roba qua mi sembra un gesto di una debolezza estrema, non so come lo cataloghi tu politicamente. Al di là del, come cazzo si chiamava, il suo bagnetto che aveva a Viareggio, è perfetta. Billionaire, sì, è roba perfetta lì. Per i carristi di Viareggio, è di per sé un personaggio, una caricatura, insomma, no? Cioè basta che la guardi in faccia, capisci che è una caricatura di se stessa. Ma chiudere la stalla a voti scappati è una dimostrazione di debolezza spaventosa. Cioè tu, se avevi avvertito che questi 2 erano pericolosi, li dovevi far dimettere prima, così come la Santanchè, invece l'hai difesa a spada tratta. Appunto. E allora fai una doppia figura di M. Però scusami, e tutti dicono che Giorgia Meloni è una straordinaria politica. Sicuramente ha delle doti straordinarie che io non intravedo perché sono della vecchia scuola, quella di Miglio. Il carisma mi sembra che abiti da un'altra parte, punto primo. Punto secondo, non mi pare che sia una dimostrazione di lungimiranza politica fare i conti dopo. Bisognava farli prima, come stavi dicendo tu, per dare un segnale, no? Hai dato magari non sotto il referendum, come nel discorso. Oppure se non li hai fatti prima e non li fai manco dopo. Appunto, per dignità non li fai neanche dopo. Se no uno dice, vabbè, sei proprio messa male. Sì, ma aspetta. No, ma al di là di quello, poi il messaggio che arriva è, secondo me, tradotto. Il signor Mattarella, il PD, Conte possono fare quello che vogliono al prossimo giro. Assolutamente sì.
Tant'è vero che hai visto che è spuntato immediatamente Enrico Maria Ruffini, cioè lo sceriffo di Nottingham, che con buona pace del ceto medio di questo paese viene impalcato dall'apparato fatto da Zuppi, Prodi, Deoniani, Franceschini e compagnia cantante a vero leader del centrodestra. Ma noi rischiamo veramente di trovarci l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate, cioè lo sceriffo delle tasse appunto di Nottingham, presidente del Consiglio. Ma tutto perché il centrodestra ha un personale politico impresentabile, ok? No, poi fammi fare un'aggiunta. Se Nordio in tutto questo dice la responsabilità politica è mia, allora perché dovrebbe rimanere lì? Appunto. Ma non lo so. Che ti Gli devo fanno dire? fuori la capa di gabinetto, il sottosegretario, lui dice la responsabilità politica è mia e resta lì. Ma non perché io ce l'abbia con Nordio, ma per logica, no? Per logica. La verità vera è che hanno sbagliato la campagna elettorale. I giornali di centrodestra hanno sbagliato tutto. Io ora mi levo dei sassolini delle scale. Io gliel'ho detto al mio direttore: non è così che vincerai questo referendum. Non è facendo parlare i magistrati del sì, delle nefandezze dei magistrati. Agli italiani non gliene fotte una mazza. Zuncheddu, gli abbiamo fatto la copertina di Panorama, l'ultimo tuffo. Zuncheddu andava presentato alle elezioni come anti-Salis, come deputato del centrodestra. Puttana Tromba. Abbiate pazienza, è ridicolo. Cioè è un circo Bardum che parla fra di sé, che si accontenta di fare i talk show televisivi, è completamente separato dal paese, completamente. Una prosopopea poi incredibile. Incredibile, danno lezioni questi, capisci? Ma la domanda che io voglio fare è: ma abbiate pazienza, c'è qualcuno che si è domandato come il nostro amico di Sabbio Chiese faccia a non chiudere l'azienda? C'è qualcuno che si è preoccupato di questo? No, abbiamo fatto l'ISEE, non comprendendo che la destra sociale è ampiamente asfaltata da Landini. Ampiamente asfaltata da Landini. Continuiamo a pigliarcela con i magistrati per i migranti, ma a chi cappero gli fotte qualcosa dei migranti? Ore di trasmissione sull'insicurezza delle città, quando poi ovviamente il lettore di guardia ti dice: scusa, ma il ministro dell'interno di che partito è? Poi Carlo, una cosa, ne affastello un po', poi oggi è la giornata in cui credo, se sei d'accordo, che possiamo aprire le linee anche prima del solito per sentire... Io godo troppo, capisci? Cioè, godo troppo. Ecco, poi mi devi... La sconfitta, sì, godo della sconfitta. Ecco, spiegami il perché. Beh, perché si rende palese che siamo in mano a un circo Barnum. La disperazione, sai cos'è? È che pensano che fatto fuori dal mastro, come si chiama? Fatta fuori la Bortolazzi, hanno risolto il problema. Cioè, ma si facessero fuori tutti. Ma diceva prima il tuo direttore, il nostro direttore, sì, Giovannino Sallusti, le 3 regioni che hanno resistito. Che cosa avete fatto per quelle 3 regioni che hanno resistito? Ah, ecco, questo è quello che ti volevo chiedere adesso, no? Perché adesso dici, no, adesso bisogna che facciano le riforme giuste, il taglio delle tasse, l'economia deve riprendere. Secondo te tutte queste cose si fanno adesso, nell'ultimo anno prima delle elezioni o cosa? Siamo quelli, ora lo ridico per l'ennesima volta, che hanno detto il Mercosur fa schifo, ma siccome a un certo punto la signora Giorgia Meloni si doveva accreditare con la von der Leyen, in una notte abbiamo tradito tutti gli agricoltori italiani e abbiamo detto sì al Mercosur, è chiaro o no? Allora, e tra l'altro, stamattina mi è venuto in mente, chissà se avranno brindato a Prosecco australiano i magistrati a Napoli. Poi devo sentire... Come hai scritto tu stamani sulla Verità. Capito? Cioè, a me queste robe mi fanno andare in bestia. Ma
la riforma fiscale, ma lo sai che col governo Meloni la pressione fiscale è aumentata in questo paese? E lei che dice io vado in Europa conto e non sei capace di dire il patto di stabilità fa schifo, levatelo di mezzo. Perché quando questi fanno tutti i ragionamenti sull'Europa, l'Europa cresce dello 0,8%, è chiaro? Se tu oggi facessi la classifica del G7, dei paesi che fanno il G7, titolo a rimanere nel G7 c'è soltanto gli americani, ok? Perché adesso va scritto con cinesi, indiani, brasiliani, che non li fanno parlare. E poi noi dice dobbiamo contare. Contiamo cosa? Dove? Per chi? Carlo, Ma un ti governo di giro... centrodestra, perché c'è Raffaele Fitto, uno che non dà manco segni di esistenza in vita dentro la commissione, non dobbiamo criticare l'Europa. Ma a te te Ma pare? scusa, ma Fitto sta ancora nella commissione, tra l'altro, per inciso. Eh? Fitto sta ancora in Commissione europea. Nemmeno se è vivo. Infatti, non lo so, io non ne ho notizia. Allora, Comunque, io faccio, ma quando Gentiloni era commissario all'economia, gli interessi del PD e di Letta li ha fatti egregiamente a Bruxelles. L'ha tirato in tasca agli italiani, come sempre, la Commissione europea. Ma Fitto a cosa deve servire? A chiedere la proroga del PNRR se no falliamo? Cioè, questo è il punto. Carlo, Ma hanno il coraggio di parlare chiaro agli italiani invece del centrodestra, sì o no? ti giro qualche messaggio. Che sono... Finisco. E il Prego, nostro prego. Salvini ha il coraggio di prendere atto che quelle 3 regioni del nord-est hanno bisogno di essere reinterpretate, sì o no? Allora, per i messaggi WhatsApp, il numero è il 340-6709-659. Dopodiché possiamo anche aprire le linee subito per un primo giro di telefonate, anche se tra 2 minuti abbiamo un piccolo stop. Comunque 0290... Lo amiamo. No, lo amiamo dopo alle 10:30. Comunque, per chi volesse intervenire in diretta con Carlo Cambi, 02 92 94 7222. Ti giro qualche messaggio, senza filtri né censure, per come sono arrivati qui al 340 6709 659. Ci scrive, per esempio, aspetta un attimo che ci arrivo, ecco qua, un ascoltatore, non sono d'accordo. Meloni sta smascherando i giudici rossi, che adesso non hanno più motivo per attaccare Del Mastro, eccetera. Adesso avanti tutta contro le tasse, l'Europa, sparate sulle navi ONG, scrive Silvio. Altro messaggio, la regina della Garbatella dovrebbe fare un rimpasto, della Santanchè non ce ne frega un cazzo, vogliamo Salvini agli interni. E terzo messaggio, Giovanni, per capire quello che è successo userei la teoria della relatività. Meloni è un grande politico rispetto a tutti gli altri. Dopodiché abbiamo un quarto messaggio, però la differenza tra destra e sinistra è proprio questa. Noi destra siamo esigenti oltre le nostre possibilità. La sinistra si tappa il naso e ci frega. Io non vedo lumi straordinari in questi messaggi che arricchiscano la nostra discussione, ma ti chiedo una cosa sola. Noi, come siamo noi di destra esigenti? Esigenti, oltre i limiti. Quegli altri voi i dirigenti locali dei partiti del centro-destra li conoscete? No, abbiamo due telefonate, le sentiamo subito. A tamburo battente, pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Caro Marco, prego. Il referendum non l'abbiamo perso per il referendum, perché gli italiani secondo me non hanno capito nulla del referendum. Era troppo tecnico. Bastava un bambino delle elementari per capirlo, dai. Ecco, l'abbiamo perso perché la Meloni non sta facendo nulla di centrodestra. Cioè, noi anche a livello internazionale siamo succubi dell'Europa come lo eravamo ai tempi di Draghi, ai tempi di chi ci ha preceduto prima. Quindi è per questo che abbiamo perso Mercosur, i balneari, quindi la Bolkestein, tutto quello che l'Europa ci ha chiesto, alla fine la Meloni ha fatto, compreso il discorso dell'ETS, cioè ha accettato. E dunque gli italiani hanno detto, ok, tu ci avevi detto una cosa 3 anni fa, adesso noi te la facciamo pagare e l'anno prossimo, mi dispiace dirlo, perderemo. Ciao, grazie. Salutiamo Marco, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Sto seguendo la vostra rubrica e sono veramente basito da quello che il signor Carlo Cambi sta praticamente illustrando per quanto riguarda
il governo di centrodestra, dove io ho riposto le mie speranze. Rimango, come dire, molto sfiduciato. Mi auguro che possa avere un cambiamento di tendenza, soprattutto che il nostro Presidente del Consiglio faccia un po', come posso dire, un esame di coscienza e si renda conto che così non va bene, perché fondamentalmente, come diceva l'interlocutore precedente, alle prossime elezioni andiamo tutti a casa, ragazzi, e consegniamo a questa sinistra cialtrona un'altra volta il nostro paese. Buona giornata. Allora, tra poco la parola a Carlo Cambi. Pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi in diretta. Alle telefonate aggiungo una questione della quale volevo chiederti, Carlo. La partita cruciale si gioca al sud, scrive oggi Enzo Del Rico sul Corriere della Sera in prima pagina. Per le prossime elezioni politiche del prossimo anno la partita decisiva è al sud. Tu come la vedi? Ma sai, cioè, difficile dire che non è così, visto anche che il Sud ha una popolazione piuttosto rilevante in termini di peso demografico. Solo che Ma qui torniamo al Prato di Pontida di domenica. Com'è che mi metti d'accordo la partita decisiva del Sud con quella del Nord? Molto semplice. Se tu la partita iniziata da Bossi l'avessi portata a compimento col coraggio di fare le autonomie e con la determinazione di fare, per esempio, i salari, le gabbie salariali, col coraggio di dire cerco di fare un'industrializzazione vera del Sud, cerco di andare in Europa, per esempio. La battaglia che è stata fatta sul bilancio europeo è una battaglia lasciata perdere, ma quando ti troverai senza più fondi di coesione, perché la signora von der Leyen vuole entrare l'Ucraina ad ogni costo e quel serbatoio di soldi lì per intervenire nel mezzogiorno non ce l'avrai più per le regioni svantaggiate, voglio vedere come fai. Capisci che se questi sono stati abituati al reddito di cittadinanza, e sono convinto che Conte glielo riproporrà, e tu non hai fatto una politica di espansione del mezzogiorno, cosa che potevi tranquillamente tentare di fare, se continui a dare i soldi a Elkann perché devi incentivare l'elettrico, se ti inventi gli ISEE più svariati perché comunque non hai il coraggio di parlare al paese in termini reali di economia, è evidente che quella battaglia c'è e la perdi. E quindi che devi fare? È così, ma guarda che, per esempio, prendiamo Salvini ha ritenuto che il ponte sullo stretto fosse un elemento di straordinaria centralità nel dibattito complessivo. Il ponte sullo stretto è una infrastruttura indispensabile per questo paese, su questo non ci sono dubbi. Il problema è che lo è da 60 anni e tu non puoi fare assorbire la tua azione di governo su un'idea antica che diventa una specie di orgoglio tuo personale perché devi mettere il timbro su un'opera storica. Non è questo. Lì il problema è un altro. Tu vuoi togliere area a
i contestatori del ponte, perfetto, vai in Sicilia, prendi i soldi del PNRR e rifai tutte le linee ferroviarie interne alla Sicilia. Cioè fai una programmazione puntuale. Faccio notare che 2 regioni del sud in cui il voto per il no è stato preponderante sono amministrate da Forza Italia, la Sicilia e la Calabria. In Campania hai... E in Calabria, tra l'altro, Occhiuto è stato rieletto, nonostante una mannaia gli fosse calata sulla testa proprio dal punto di vista giudiziario, no? Tra l'altro. Spaventoso, perché c'hai... Aspetta Carlo, perché a questo punto è scattato il solito problema della linea. Abbiamo delle interruzioni audio dovute alla linea che si è frizzata. Non so se è la questione del solito wifi o altro. Adesso ti vediamo in maniera più sciolta. Poi abbiamo pure 3 telefonate. Sto facendo Giorgio. Capisci? Quindi è vero che la sfida è al sud, ma noi siamo incapaci di vincerla, tutto lì. Allora, abbiamo 3 telefonate e poi una quantità di messaggi. Io non so se starò dietro a tutto oggi perché è un po' difficile. Sentiamo le 3 telefonate in fila. Delle cose contro il governo. Te sento a bocconi, Carlo. Dai. Ti sento alla bocconi. A bocconi? Io non a bocconi. Allora, passiamo le telefonate intanto, dico alla regia. Passiamo le telefonate. Aspetta, Pronto? che provo a mettere Pronto, buongiorno. Forse con Buongiorno. la wifi. Pronto, buongiorno. Buongiorno Alberto. Prego, parlare? dica tutto. Prego, Allora, Alberto. è sempre interessante ascoltare Carlo Cambi, però siccome sono un ingegnere nel paese dei notai e degli avvocati, vorrei tenere il punto su 3 cose. Cerchiamo di capire, cioè io quello che faccio fatica, io sono grandissimo sostenitore di Borghi, di Bagnai, di queste persone che veramente contro tutto il mainstream ripertano delle cose con delle motivazioni anche economiche molto oggettive. Cioè io vi chiedo questo, ragazzi, ma l'Europa ce la vogliamo tenere così? È realistico pensare nel 2026, le prossime elezioni, che la Lega con un 8, 9, 10, 12% riesca a convincere quei cani morti di Forza Italia e anche la Meloni a rivedere in uscita l'Europa, a rivedere il patto di stabilità, a decidere se c'è un'azione politica per uscire dall'euro, oppure se non abbiamo la forza di farlo, stiamo zitti e non diciamolo più. Non diciamolo più se non siamo in grado di farlo. L'altra cosa che voglio dire per i vostri commenti è: Mattarella è Presidente della Repubblica da 14 anni, neanche Rafastani in Iran. Quello che vi chiedo è: ma perché non riusciamo a dire quello che dice la Costituzione, che se non gli va bene un ministro glielo ripresenti, no scusate ho fatto confusione, non va bene un decreto, glielo ripresenti e lui lo deve approvare? Perché non riusciamo a fare questa roba qui? Tutti si lavano la bocca di Costituzione, soprattutto quelli che non dovrebbero, quei 4 comunisti che festeggiano con Bella Ciao, e poi non riusciamo a dire: guarda, la Costituzione dice questo, quindi il decreto lo firmi, basta. Cioè, se no, ragazzi, è tutto inutile. Cioè, mi sembra una destra sempre o paludata alla Forza Italia, che dà sempre ragione al padrone. Ma basta, ragazzi, così non ce la faremo mai. Ci siamo capiti, è stato molto chiaro. Grazie, è stato molto chiaro. L'ascoltatore, però ce ne sono altri 2 in attesa e quindi li passiamo tutti e 2 al volo, poi ti lascio la parola, Carlo Cambi. Pronto? Pronto, sono io? Prego, buongiorno. Buongiorno, ciao Giulio, sono Marco da Torino. Saluto il nostro Cambi al cui non c'è da aggiungere una virgola. Io da leghista della non prima ma primissima ora, tra parentesi non frega niente a nessuno, ma ero quello che partiva da Torino per dare l'obolo annuale a Radio Padania e conoscere gente simpaticissima in radio. Volevo solo fare una riflessione. Noi leghisti siamo bastonati sempre e comunque. Quando eravamo partito nascente e propositivo ci mandavano la polizia
randellarci. Invece siamo al governo, facciamo delle cose giuste e rischiamo di essere incarcerati difendendo i territori nazionali. Io a questo punto direi veramente o autoestinguiamoci o facciamo la nostra strada, perché sempre e comunque siamo bastonati. Questa è la triste realtà. Ciao a tutti. Bene, grazie a te. Terza telefonata, poi la parola a Carlo Cambi. Pronto? Sì, mi sente? Pronto? Buongiorno. 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 Posso parlare? Prego. Pronto? È tutto suo il microfono, anzi la linea. Prego. Mi riferisco sempre al referendum. Il 23 non volevo neanche accendere la radio. L'ho accesa alle 4 e ho ascoltato voi, alle 4 di pomeriggio, alle 16. E ho ascoltato voi. Veramente è stata una giornata molto molto triste la mia, molto molto triste. Ho fatto fatica a riprendermi solo il giorno dopo. L'unica felicità è stata quella del nord, delle 3 regioni meravigliose che non hanno nulla a che fare con questa Italia del sud, non hanno nulla a che fare. Infine le amo come amo il Veneto e la Lombardia. Poi il disprezzo ce l'ho assoluto contro l'Emilia Romagna, i comunistoni, la Toscana e anche l'Umbria. Oltretutto poi mi è dispiaciuto molto per Milano, per Napoli, per i suoi giudici alla Bella Ciao, il più profondo disprezzo anche per loro. E poi mi chiedo, ma quel consigliere della monarca che da 14 anni governa, da 14 anni, quel consigliere non si è dimesso? Grazie. Il consigliere che voleva buttare giù la Meloni, Garofani, come si chiamava? Come si chiama? Garofani. Allora, Carlo. Allora, io vi dico un proverbio livornese che recita così: a fare le cose bisogna essere due, uno che lei fa e un altro che lo lascia fare. Chiaro? Allora sì, è vero, la sinistra, tutto quello che è, ma se glielo lasci fare, ha ragione il primo ascoltatore. Noi c'è tutta una serie di temi che connotano il centrodestra, o che dovrebbero connotare il centrodestra, che l'abbiamo lasciati perdere. Cioè la domanda è, ma possiamo continuare a favorire l'industria automobilistica tedesca frenando l'industria italiana? Possiamo continuare a dire a Bruxelles, guarda, lo dicevo stamattina alla stampa, allora la Bolkestein, no, in Italia è finita che buona parte dei bagnetti finiranno in mano a delle multinazionali del turismo con un rincaro dei prezzi addosso agli italiani, però la Bolkestein è salva. Sanchez, il socialista, ha rinnovato le concessioni balneari per 75 anni. 75. E a Bruxelles nessuno ha detto nulla. Cioè noi abbiamo assunto una postura in Europa che è praticamente a pelle d'orso nei confronti della signora von der Leyen. Abbiamo accettato dei compromessi sulle politiche europee che, se riascolto la campagna elettorale, non stavano né in cielo né in terra. È questa incapacità di interpretare il proprio popolo da parte del centrodestra che determina queste cose. Faccio notare un dato. Qui nelle Marche, Carlo, però noi abbiamo continuamente problemi di audio, di linea, di audio. Ti stiamo sentendo male in questo momento, Carlo. Non so, dipende dal collegamento tuo. Aspetta, che riprovo con un'altra wifi, io non so che cazzo. Vabbè. Mi senti ora? Adesso pare di sì. Sì, provaci. No.
dove governa il centrodestra, anzi dove è stato riconfermato recentissimamente il centrodestra, e dove invece il no ha stravinto. Ci sono fra un po' le elezioni comunali a Macerata e il centrodestra ripropone un sindaco bollito perché ha paura a cambiare le cose. Tu lo capisci che questo è perfettamente distonico rispetto all'anima del centrodestra, che dovrebbe essere un'anima che interpreta la società continuamente nel suo divenire, e noi questo non l'abbiamo più fatto, o meglio, i dirigenti del centrodestra non l'hanno più fatto. Tant'è vero che se tu vai a vedere, ci sono dei vizi di origine che derivano da questo. Uno, Fratelli d'Italia è un partito nato per essere strutturalmente di minoranza, così lo hanno voluto i fondatori del Fratelli d'Italia, che si accontentavano di avere per il proprio clan familiare il seggio in Parlamento e la gestione del sottogoverno. Poi improvvisamente Carlo, abbiamo problemi. Del tutto in so che dite io. Si incanta la parola, la linea, e quindi diciamo, diventa un po' difficile. Tutte le loro... Allora, ci riproviamo? Sì, stavi dicendo di Fratelli d'Italia, che era diciamo, Fratelli concepita d'Italia per è essere nato, minoritaria. È concepito per essere minoritario. Poi ci sono trovati improvvisamente con l'esplosione di consenso, una classe nata come partito popolare, veramente popolare, si è ritrovata ad essere un partito incarnato praticamente da un nocciolo duro di dirigente che però non ha un riferimento forte con la base, se non nella mobilitazione di alcuni momenti. Fratelli di Forza Italia è addirittura nato come un partito azienda. Allora la domanda è, a fronte di una società come quella, in maniera, grazie agli effetti dell'euro, che si è impoverita, che ha bisogno disperatamente di recuperare vitalità imprenditoriale, vitalità intellettuale, che ha bisogno di trovare nuovi strumenti di rappresentanza, puoi continuare ad esercitare il potere come l'hai esercitato fino adesso, ti puoi contentare di avere solo un consenso elettorale sporadico e non radicare una cultura di centrodestra liberale che è capace di mobilitare su delle grandi parole d'ordine le persone. Puoi dire ho fatto una critica feroce all'Europa e appena arrivi al governo accodarti al mainstream europeo? Questa è la domanda. Ma voi avete mai fatto caso? Carlo, ti stiamo perdendo? Ti stai incantando continuamente? Non so da cosa dipenda, ma è proprio difficile seguirti. Non lo so nemmeno io, perché è una rottura di coglioni spaventosa. Sì, anche da sta parte. Comunque, vediamo di risolverla. Cioè, ho chiesto alla team 1000 volte di risolvermi questo problema, non me lo risolvo. Ma adesso si fonde con le poste e ti mettono a posto tutto. Adesso con le poste insieme vanno in pompa magna. Ora mi senti? Mi senti? Speriamo di sì. Carlo, però mentre parlavi a me veniva una domanda, ma in questo anno rimasuglio alla fine della legislatura, in vista del prossimo voto, per fare ste robe belle che dicevi tu, c'è tempo e c'è stoffa e c'è sostanza e ci sono uomini? No, perché tu o avevi cominciato una critica radicale a come l'Europa gestisce il patto di stabilità, oppure ora ti attacchi al tram. Però Carlo, a me veniva
No, ragionando, ma è stimolante al massimo, secondo me, questo discorso che stai facendo tu, perché io sono stato domenica a Pontida, no? E quindi inevitabilmente ai funerali di Umberto Bossi, e inevitabilmente è stato un momento di somma e di valutazione di un lunghissimo periodo, perché la Lega nasce a fine anni '80 e si impone da lì in avanti. È il più antico partito che c'è in Benissimo, Parlamento. allora speranze di cambiamento. Adesso prescindiamo, diciamo, da tutti gli aspetti collaterali. La sostanza era partito del cambiamento, rappresenta la parte produttiva del paese, vuole rompere un vecchio sistema incrostato politicamente, non c'è riuscita, perché comunque, diciamo, il bilancio anche da parte, diciamo, di questo lungo periodo di governo, di opposizione, governo, secessione, Berlusconi, eccetera, alla fine della fiera non è cambiato quasi nulla, sostanzialmente, no? Allora io mi domando, ma cos'è? Una maledizione di questo paese che non si possa mai cambiare nulla? O è proprio è un'impossibilità strutturale? O è proprio l'incapacità di coloro che hanno la possibilità di farlo mano a mano nei decenni? Perché non andiamo troppo indietro, ma dagli anni '80 in avanti tutte queste speranze di cambiamento sono state frustrate costantemente. Guarda, secondo me la risposta migliore te la potrebbe dare la biografia di Brunetta. Ovvero? Un signore che da economista ha contestato duramente gli impianti della politica europea, eccetera, eccetera, che poi diventa presidente del CNEL, probabilmente l'ente più inutile che c'è in Italia, che costa svariate centinaia di milioni, e che da presidente del CNEL si aumenta lo stipendio. Vabbè. Cioè, mi hai risposto, quindi non è un problema strutturale, è un problema di persone. No, è un problema di un paese che mantiene nel consiglio di amministrazione dell'INPS i sindacati, di un paese che ha quasi 5 milioni di impiegati pubblici, a cui aumenta regolarmente gli stipendi perché la destra sociale, il Generone, ha la sua base elettorale lì. È un paese che ha regalato 220 miliardi a John Elkann e alla famiglia Agnelli e non se li è fatti restituire. È un paese che continua a pensare che Draghi sia un grande economista e che dopo aver svenduto le aziende di Stato le sta tutte rinazionalizzando con ulteriore disprezzo del contribuente italiano. È un paese dove il merito non viene minimamente considerato, è un paese dove le carriere si fanno solo e esclusivamente per anzianità, è un paese dove le donne non hanno accessibilità ai posti dirigenti. Questo è questo paese, capisci? È il paese dove si dice che il reddito è un tipo di età, questa follia qua. Ma questo paese è diventato l'Italia quando c'era Einaudi. È diventato l'Italia quando l'ADC dei vari Fanfani aveva capito che bisognava stimolare quanto più possibile la creazione di ricchezza. Questo è il paese che fino alla riforma Vanoni, quando a un certo punto i redditi sono diventati accettabili, non ha fatto pagare una lira di tasse a coloro i quali producevano ricchezza. È un paese dove se tu oggi vai a parlare della curva di Laffer, per cui ad aumentare la pressione fiscale diminuisce il reddito, ti guardano come se tu fossi un fascista. Ed è un paese che si merita di avere Ruffini, l'ex sceriffo di Nottingham, candidato a guidare Palazzo Chigi. Questa è la verità. Non hai il coraggio di dire le cose come stanno. Le pensioni così come sono non ce le possiamo permettere. Non ci possiamo permettere questo tipo di sanità, non ci possiamo permettere questo tipo di welfare antico. Non ce n'è uno che si preoccupa del fatto che questo è un paese che ha una popolazione che invecchia, che non fa nulla per sostenere la natalità. Queste questioni sono fondamentali. Ma ti pare che una volta il centrodestra si soffermi su questi aspetti al di là degli slogan, no, che faccia che abbiano un senso? A parole sì, da anni e anni. A parole sì, grazie a lei, grazie.
Allora, la domanda che ti faccio io, quant'è lo sforzo fatto per il sostegno delle famiglie numerose? Perché il quoziente familiare fiscale non l'hai ancora fatto? Per quale motivo il congedo parentale non l'hai esteso? Però Carlo, poi dopo dai le prebende a tutti coloro i quali stanno inguattati Carlo, siamo in un momento critico perché la tua voce arriva male, lenta e a pezzi. Siamo in un momento critico e ne ma adesso vedrai che con le poste messe insieme a team ti risolvono tutto. Intanto però ti giro i messaggi perché sono le 10:26, poi abbiamo la pausa per i tantissimi messaggi che sono arrivati al 340 6709 659 a partire da Gian Brescia che ce l'ha con le super tasse per regalare armamenti a chi che sia, presumo l'Ucraina in primis. Maurizio, avete sentito battere i pugni sul tavolo dai leghisti in Europa su Mercosur, India, Australia, punto di domanda. Anna Maria da Vicenza, ma guardate che la Meloni ha sempre sostenuto von der Leyen e Zelensky con baci e abbracci. Purtroppo con questo volere le dimissioni subito verso Sant'Anché del Mastro si piega ai voleri della sinistra. È patriota dell'Unione Europea e non dell'Italia. Sulla questione delle dimissioni di rappresentanti del governo si sofferma un altro ascoltatore che fa questa osservazione. La mossa della Meloni di far dimettere le due seconde figure dà ampio credito alla magistratura di poter poi attaccare anche per motivi politici ogni parlamentare o altro. Mi sembra che questa sia un'osservazione fondata, no? È come dire assolutamente sì. Liberi tutti i magistrati. Roberto da Treviso, chissà perché la sinistra vuole andare dove esiste la destra, abbiamo un governo di destra, sia premiato chi ha votato così e non i parassiti, non l'ho capita. Altro messaggio. A mio parere il voto sul referendum non è stato un voto nel merito ma contro il governo. La maggior parte degli elettori di centrosinistra, specie i giovani indottrinati da insegnanti di parte, ha votato no a prescindere, sperando nella vittoria in elezioni anticipate. Buona parte degli elettori di centrodestra ha votato no, questo non è vero, perché era l'unico modo per dare un segnale al governo che non sta mantenendo le promesse elettorali. Sostegno acritico all'Europa sull'Ucraina, letto come disinteresse nei confronti delle nostre difficoltà, eccetera, eccetera. Messaggi più brevi perché sennò non ce la faccio a leggerli tutti. Altro messaggio, la Costituzione andrebbe salvaguardata anche tenendo presente l'articolo 8, i musulmani non riconoscono il nostro valore, i nostri valori non ho capito altro, si è incasinato il nostro ascoltatore. Singolare che i definiti antifascisti gioiscano per aver sconfitto i fascisti che volevano cambiare una norma risalente al 43, periodo fascista. Il grave, scrive Maurizio, che questi politici continuano con superiorità a spiegarci la politica. A Roma si sta bene, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Roberto, due sono le cose: o chi è al governo è un incapace, oppure il governo è stoppato dall'occhio di Sauron che permette ciò che vuole. Io credo che ci voglia coraggio, si prova a cambiare con autorevolezza. Se non ci si riesce, si parla chiaro agli elettori. Dopodiché, altro messaggio, questo referendum ha dimostrato che la cultura di certa parte del paese centro-sud è ancora impregnata di assistenzialismo e statalismo. Vogliono Giuseppi e Elli al governo per ottenere redditi di cittadinanza, bonus e sussidi, che peraltro neanche sto governo ha cancellato, detto per inciso. Ma di tirar su le maniche, lavorare ed essere attivi, cittadini attivi e impegnati per il bene del proprio paese e di tutti gli italiani non se ne parla. Fabio La Spezia, la vittoria del no non è della sinistra né dei 5 Stelle, è la destra al governo che l'ha regalata, facendo quello che da anni rimprovera agli altri: mediazioni molli, proposte annacquate, inseguimento di un consenso che non c'era, comunicazione pasticciata. In pratica la destra ha fatto la sinistra peggio della sinistra vera, tradendo i suoi elettori, ha perso da sola. Ce n'è un altro che ce l'ha con la religione islamica all'articolo 8, dopodiché a me sembra una pirlata far dimettere ora Del Mastro e la Bartolozzi dopo la sconfitta. Era più dignitoso dare le dimissioni dal governo. Buongiorno a tutti, ma come pensa che si possa cambiare queste cose quando hai tutta l'informazione, la magistratura e il capo dello Stato contro, non cambierà mai niente. Non mi pare, guarda, non mi pare. Allora, messaggio a Carlo Cambi. Il problema di connessione può dipendere da altri programmi presenti nel PC. Prima di avviare la connessione, riavviare il PC. Per risolvere i problemi di connessione, chiudete la telecamera e usate solo l'audio, ci consiglia un altro ascoltatore. Estrema sintesi. Il palazzo a Roma si è comprato Salvini,
Scrive Maurizio, con permesso un altro messaggio, mi intrometto nella discussione, l'elettorato che ha votato il cambiamento constata che l'agenda Draghi, pilota automatico, è vivo e vegeto, così che il cittadino alla prima occasione ti avvisa. Abbiamo Gianni da Roma e poi lo amiamo. Possibile mai che oltre alla continua sequela, scrive Gianni da Roma, di lamentele contro questo governo che ormai come duo vi contraddistingue, cioè a me e a te, Carlo, mi permetto di dire, Gianni, che non hai capito un tubazzo, ma comunque non riuscite però mai a ricordare a voi, a tutti noi che vi ascoltiamo, che comunque l'alternativa al governo di centrodestra è il governo della sinistra, che metterebbe in pratica... se la differenza tra il governo di centrodestra e il centro-sinistra non c'è, l'alternativa non c'è. Che metterebbe in pratica ogni peggior vostra previsione, dandovi a noi duo infame finalmente ragione sul fatto che il nostro paese è inguaribilmente perso. Da italiano che ama il suo paese, mi auguro che quel giorno non venga mai, intanto lo amiamo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione, bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi, potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro Gastro Free, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 euro, ma stamattina chiamandolo 030 68 40 408 un'offerta speciale e straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Giulia, il microfono spento. Allora, il microfono è attivo, mi sentite adesso? Sì, non so per quale motivo ogni tanto salta dentro qualche gabola. Adesso forse, Carlo, mi sembra più sciolta l'immagine, più... ho cambiato addirittura wifi un'altra volta, quindi spero che... Hai rubato quello del vicino di casa. No, ho preso la saponetta che c'ha un'altra SIM, tutto un casino. Vabbè, no, adesso mi pare che sia fluido il discorso, però al di là di tutto mi è venuta una illuminazione mentre c'era la pausa, lo amiamo sempre di più. Mi è venuta un'illuminazione tra le tante cose che ho letto, introiettato, estroiettato, estroflesso, introflesso dopo questo referendum. Una mi sembra che possa magari tagliare la testa al toro. Te che dici? Che in sostanza, come ha scritto Daniele Capezzone oggi nel suo editoriale, forse cambierebbe tutto se invece da andare in TV 3 contro 1, cioè 3 di sinistra contro 1 di destra, ci mandassimo 3 di destra contro 1 di sinistra. Mi sembra una bella idea questa qua. Cambierebbe tutto quanto. Come no, certo. Non ti pare? Che vivono in un mondo che non c'è tutto loro. Allora, facciamo un ragionamento. Il massimo share che i talk show televisivi politici conquistano è intorno al 1 milione di persone. Un messaggio social di un gruppo 9 milioni di contatti.
Di che cosa stiamo parlando? Ma poi ti dicono che i social in realtà riprendono quello che è stato detto in TV, lo schema della TV, gli ospiti della TV, tutte queste robe qua. Per cui c'ha sempre ragione Ma non loro. è vero, è una puttanata. Cioè, ma quando questi sono più vecchi, cioè io ho 70 anni, ma sono più vecchi di me. Cioè, ma mia figlia, 18 anni, appena vinto il concorso per essere ammessa alla LUISS. Idee chiare, Carlotta, che vuoi fare da grande? L'ambasciatrice. Quale percorso di studi devi fare? Diritto internazionale. Dove si fa diritto internazionale al massimo livello possibile in questo paese? Alla LUISS. Te devi fare un culo della Madonna per cercare di vincere per cercare di entrare. Culo della Madonna, entra. Domanda. Allora, parliamo di una ragazza che vuol fare l'ambasciatrice, vuole studiare diritto internazionale, ha nella testa che la sua cittadinanza è il mondo, ok? Domanda: se dovevi votare al referendum, come avresti votato? Risposta: chi se ne frega del diritto italiano, punto. Allora, intanto Carlo, devo purtroppo dare una bruttissima notizia. Vorrei farvi riflettere su questo, per dirvi che noi abbiamo una visione di queste nuove generazioni che stanno entrando nella società civile a votare, che è appannatissima. Non siamo in grado di percepire la loro dimensione di comunicazione, di esistenza, di vita. E sai perché? Perché tu ed io siamo passati al 68, il 77, siamo rimasti incollati all'idea romantica che la contestazione si fa nelle piazze. La maggioranza silenziosa dei giovani la fa nel suo privato, e noi di questo privato siamo del tutto ignari, del tutto ignari. Allora Carlo, c'è una orrenda notizia che adesso è in primo piano su tutte le agenzie e i siti. Un insegnante accoltellata a scuola a Trescore Balneario, in quel di Bergamo, da un tredicenne. Sulla maglia del tredicenne la scritta vendetta. La docente 57enne è stata colpita al collo e all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita, ma è grave la sua situazione. Studente di terza media con pantalone mimetico e scacciacani bloccato dai carabinieri. Per il momento non ho ulteriori notizie, ulteriori precisazioni sul chi sia questo soggetto. L'insegnante 57enne è stata coltellata proprio stamani, si trova ricoverata in grave condizione, scrive il Giorno. L'aggressione si è verificata poco prima dell'inizio delle lezioni, verso le 7:45, in un corridoio dell'Istituto Comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneari. L'aggressore è uno studente tredicenne che frequenta la terza media per motivi ancora ignoti. Il ragazzino è stato immobilizzato poi da un altro insegnante e da 2 collaboratori scolastici fino all'arrivo dei carabinieri. Gesto isolato, scrive il Giorno, non risultano altre persone coinvolte, ma l'istituto è sotto sicurezza. Dopo l'accoltellamento è scattato l'allarme, chiamati i soccorsi. La centrale operativa della REU, Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza, è sul posto. In codice rosso la insegnante, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Gravi condizioni per la donna, ma non in pericolo di vita. Telefonata del ministro Valditara all'ospedale di Bergamo. Per il momento è tutto qua. Allora, Carlo, abbiamo, credo, non so se ci sono delle telefonate in attesa, perché stanno arrivando anche altri messaggi, e te lo leggo. Graziella, grande cambi, stimolare la ricchezza. Ma che mi dite invece delle acciaierie di Taranto? Non capisco, non accetto che si regalino agli indiani. E ancora Alessandro dal Friuli. Signor Cambi, vedrà che una volta insediati Schlein Conte o Mister DPCM come Presidente del Consiglio, la differenza si vedrà e non sarà in positivo. La differenza fra destra, sinistra, Conte, eccetera. Non lo so. Che dici, Carlo? Io so che la pressione fiscale in questo momento è la più alta mai avuta in Italia, poi vedete voi.
Guardando a quest'ultimo anno di legislatura, Carlo, tu cosa prevedi? Perché mi pare di capire che l'impeto riformatore passerà in sordina, adesso pare autonomia, fisco, tutto il resto. Premierato che fine fa il premierato? Prevedo che Che fine fa il premierato? Secondo te il monarca repubblicano consente che si metta mano dopo questa scoppola che hanno preso al premierato? Ma dai, ma Anche perché mai? pur esso necessiterebbe di riforma costituzionale. Esatto. Quindi non ne faranno di nulla. Probabilmente proveranno a iniettare a deficit dei quattrini, non so bene su chi, perché poi non avendo nessun tipo di capacità di quelle classi produttive, probabilmente daranno su pioggia per l'ennesima volta, faranno molti interventi sul mezzogiorno, convinti che questo gli serva a mitigare il consenso negativo, e tireranno a campare fino probabilmente a marzo, aprile, non si vota, quando perderanno in maniera rovinosa. Quindi chi sono i vincitori veri, oltre ai magistrati, secondo te, di questa tornata elettorale? Io ne vedo uno che sta sul colle, il primo della lista. Tu come la vedi? È Mattarella, il secondo è Zuppi e la CEI, il terzo è l'intelligenza rossa, e cioè i professori universitari, e cioè tutta quella marea di corpi intermedi, tutti orientati a sinistra, che il centrodestra. Carlo, dobbiamo porre riparo alla connessione, o proviamo veramente solo con l'audio e speriamo in buona. Proviamo solo con l'audio. Proviamo solo con l'audio, perché almeno quello magari ci arriva più distinto. Proviamo solo con l'audio, e ci sono ben 5 telefonate in attesa, per la miseria. Allo 02 92 94 7222. Ripeto, per chi volesse intervenire, 02 92 94 7222. Io direi, caro Francesco in regia, che la cinquina la facciamo scorrere tutta di fila, e preghiamo però gli ascoltatori di essere il più sintetici possibile. Pronto? Pronto, sono io? Buongiorno, prego. Sono Massimo da Cuneo. Prego Massimo. Semplicemente volevo dire, in questi giorni di lutto per la scomparsa di Bossi, sono andato uno dei comizi degli anni ruggenti, dove uno poteva condividere o non condividere, ma c'era un'analisi politica. I politici di adesso, io parlo in generale, sono capaci di fare dei tweet, quando danno le interviste si vede chiaramente che leggono, perché non sono in grado di spiaccicare 2 parole davanti a una telecamera, quindi alla fine poi non stupiamoci se le leggi partorite vengono magari bocciate. In più, per quanto riguarda il ponte dello Stretto, se Bossi avesse iniziato la sua carriera a parlare di quello, probabilmente Salvini starebbe ancora zappando la terra. Quindi, secondo me, visto che l'elettorato forte della Lega e al nord bisognerebbe pensare, perché tu puoi fare anche il ponte sullo Stretto, ma se tu esci di casa e hai le strade dissestate perché mancano i fondi, gli acquedotti che perdono, una cosa o l'altra, diciamo che chi produce reddito, sappiamo dove questo succede, magari poi alla fine si disaffeziona, e tolto restando che poi appunto anche in Piemonte, se non fosse stato per Torino, anche il Piemonte sarebbe stato di colore per il sì. Per il sì. Va bene, grazie, dobbiamo essere rapidi perché ci sono 4 telefonate altre in attesa. Prego. C'è un po' di cose da diffuso, ma secondo me dove prevale il parassitismo, tra virgolette, alla fine la sinistra buongioco a comandare e a portare avanti le sue controriforme. Grazie a lei, dobbiamo essere veloci perché sennò la gente sta in attesa troppo. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Fabrizio di Sabio Chiese, buongiorno. Grande Fabrizio, prego. Sì, allora io volevo fare una considerazione un po' diversa, perché mi sembra che qui alla popolazione italiana è stato chiesto di esprimersi su un quesito di riforma costituzionale, non gli è stato chiesto un parere sul governo e nient'altro. Non era una prova, non era il midterm americano dove tu vai a sostituire senatori e deputati. Allora qui ho visto una cosa, ho visto la pochezza della popolazione italiana,
perché qui sono come quelli col marito che vuole fare dispetto alla moglie e si taglia le palle, diciamo la verità. Qui è stato spiegato in tutte le salse che cos'era la riforma costituzionale, sono stati fatti esempi di tutti i tipi, partendo dai 427 innocenti incarcerati da Gratteri, parlando del caso Tortora che è stato emblematico, che aveva fatto vedere come la giustizia italiana non funzionava, dal fatto che le carriere dei magistrati sono governate dalle correnti e non dal merito. Allora, se tu hai una popolazione che non riesce a capire una cosa del genere, è inutile parlare di quello che non ha fatto il governo. Io quando telefono a questa radio penso di essere il più critico di tutti, perché sono un artigiano e ho sempre vissuto del mio e capisco cosa sono le tasse. Però, santo Dio, noi abbiamo a che fare con una popolazione da terzo mondo, e quello che mi dispiace è che noi non stiamo scivolando nel terzo mondo, perché se andiamo avanti così e se dovesse vincere quel centro-sinistra lì, guardate che la prossima Venezuela siamo noi, perché noi non abbiamo neanche il petrolio come risorse, questi qua ci massacreranno, daranno il voto agli extracomunitari e aumenteranno le tasse a chi lavora. Perciò se tu hai una popolazione così che vive di parassitismo, che ci scampi, allora, che ci dobbiamo scampi, salutarti, ciao. ci sono altre 3 chiamate, grazie Fabrizio. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Sono Albino, salve signor Cainarca, buongiorno. Salve Albino. Buongiorno, allora io ho sentito questa notizia di questa povera insegnante accoltellata da un 14enne, cosa diavolo è? Già mi sono incazzato come una belva, ma perché? Perché adesso arriveranno fuori questa massa di buonisti, poverino, il disagio. Ma il disagio cosa? In galera devono andare, basta con sta storia. Uno che a 14 anni non si rende conto che se accoltelli una persona la puoi ammazzare, deve essere messo in galera. E chiudo dicendo questo: anni fa andarono ad intervistare il padre di un disgraziato di 16 anni che aveva coltellato un brigadiere dei carabinieri. Sa cosa disse il padre? Vabbè, ha fatto una cazzata. Oh gente, in galera, cavoli, basta con sto buonismo, sto pietismo. Mi sono rotto le scatole. Chiedo scusa, vi saluto, grazie a tutto, buongiorno, ciao. Quarta telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Noi sentiamo solo un gran casino. Pronto? Sei in linea? Lei è in linea? Chi sta facendo casino in questo momento? Può parlare. Se no passiamo alla prossima. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Tocca a lei. Sì, buongiorno. Per tirare su un po', grazie della trasmissione, per tirare magari un attimo su il morale. Il morale, volevo dire. Spero che il signor Cambi, del quale ho tantissimo rispetto, mi risponda francamente. È vero o non è vero che nessuno ha dato la notizia che al CSM si è dimesso il capo del CSM ed è andato una persona come capo di destra, se non sbaglio, in quota Lega, e nessuno l'ha detto? È vero o non è vero che dopo un'ora... CSM? Scusi signora, al Consiglio Superiore della Magistratura? CSM. È vero? CSM. È vero o non è vero? Non lo so, chiedo al signor Cambi. Io ho letto la notizia, ma nessuno lo ha detta. Quindi il CSM adesso è, o la NN, comunque ha dato le dimissioni, ma nessuno lo ha detto. Io l'ho letto, nessuno l'ha detto. Quindi diciamo... Non ce lo dicono. Si è avverato quello che effettivamente doveva succedere, anche se ha vinto il no. È vero o non è vero che dopo 10 minuti, un quarto d'ora dalla chiusura dei seggi si sapeva già che aveva vinto il no? Stranamente di solito si va avanti ore e ore e ore, dopo neanche un quarto d'ora, mezz'ora si sapeva già che aveva vinto il no. È vero o non è vero che a Roma... Ecco, detto questo, passerei alla quinta telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno Cainarca, dopo tanto tempo, purtroppo non siete più sul digitale, mi tocca sentire solo per telefono. E quindi ho un rapporto conflittuale con le nuove tecnologie, vista la mia Ascolti, si compri una bella radiolina DAB. Una radiolina DAB costa poco e ascolta la radio. Dove prendere una radiolina DAB? Costa pochissimo, 20-30 euro e poi la trova facilmente. No, lei sintonizza e la trova. Col DAB si trova automaticamente sulla radiolina. Comunque, detto per inciso, prego. Mi mancavate dopo un anno.
No, Canarca, io le voglio bene in cosa. Comunque, viva la Repubblica Partenopea, insomma. L'Italia è diventata questa, insomma. Viva una Repubblica dove a Napoli e provincia si sfiora l'80%, neanche a Cuba, penso, neanche in Unione Sovietica ai bei tempi. Se ci fosse una magistratura seria, io andrei a fondo a fare delle indagini, perché una città che prima votava, cioè Canarca, manco ai tempi di Gava e di Cirino Pomicino c'erano queste proporzioni bulgare. E siccome la Campania è una regione popolosa, probabilmente se quel po' di voti che ha avuto in Campania il sì si spostavano dall'altra parte, forse si vinceva. Ma purtroppo viviamo nell'Italia dei saldavinci, dei Joliet, di Un posto al sole, di De Martino, di Napoli che trasborda tutte quante le ore del giorno in TV. Viviamo nella Repubblica Partenopea. Evviva, che bello, siamo tutte quante Napoli. In mano a questo popolo di zingari eruditi. Mi scusi, ma io... Comunque... Come? No, apprezzo la sua creatività lessicale, mi piace. No, viviamo al posto dove sei bianco, mettiamoci il Golfo di Napoli, ci rappresenta bene. Per Bellissimo. Carlo, non so se sei ancora... La Repubblica Partenopea, guardi in TV, guardi le pubblicità, guardi da tutte le parti, siamo inondati da Napoli. No, lei mi deve chiedere di tutto, ma non di morire sotto la Repubblica Partenopea, perché piuttosto mi ammazzo. Comunque, grazie. No, io chiedo asilo politico all'Albania. Grazie. Al Montenegro. Carlo, ci sei? E certo che ci sono. Ecco, stavi ascoltando questo bellissimo flusso di telefonate. Che dici? No, che cosa ti devo dire? Per quel che riguarda Napoli, ragazzi, il problema non è Napoli, è che questo governo è la pazziella in mano al creatore. Mannaggia. Senti, intanto ti dico questa, dai, tiriamoci su. Allora, andiamo... la signora che dice il complotto. Non te lo dicono, non ce lo dicono che c'è la... Cos'è che ha messo un leghista al CSM? Ma ti rendi conto del grado di confusione mentale che circola in sto paese? Allora, intanto quello che si è dimesso è l'Associazione Nazionale Magistrati, che appunto, non c'entra nulla col CSM. E quindi che se non ce lo dico, anzi se proprio non ce la nominano la NM, stiamo tutti sereni. No, poi ce l'hanno detto in tutte le salse, oltretutto. Seconda cosa, è chiaro che si sapeva dopo poco tempo, perché essendo che la scheda era fatta di una domanda sola, fare lo spoglio era elementare. Lei, come sa, lo spoglio di 62.000 sezioni è finita alle 5 del pomeriggio, non è che c'era tutta sta cosa. Che poi dunque Sabio chiese, il popolo ha votato male. No, abbi pazienza. In una democrazia, io ti voglio tanto bene, sai che sono sempre da parte tua perché sei un artigiano, ma in una democrazia non è così. Se il popolo ha votato in quel modo, le colpe sono o di chi non si è fatto capire oppure che il popolo proprio quella roba non la voleva. Quindi ragazzi, c'è poco da fare. È come quando io da direttore di giornale dicevo ai miei che avevamo notizie che non ci piacevano, con le notizie non si può fare polemica, le notizie sono, punto, non c'è altro. Quanto al bambino scusatemi, al ragazzino accoltellatore, fa parte di quel discorso che vi facevo prima. Noi non siamo più in ascolto con la società civile, non civile, con la società. Non sappiamo che cosa succede, non abbiamo intercettato nulla. Poi sì, certo, possiamo andare in televisione a dire che le banlieue sono piene di immigranti, ed è vero. La domanda è, ma che cosa abbiamo fatto per fermarli? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il tema della violenza fra i ragazzini. Allora, domando, avete il coraggio come centrodestra di fare una vera campagna che spiega, cosa che a me ha spiegato un neuropsichiatra tra i più bravi d'Europa, cioè il professor Pinkerle, che questi comportamenti violenti dei ragazzi sono conseguenza di 3 cose. 1, il lockdown fatto da Conte. 2, l'utilizzo morboso dei social, contro i quali non è stato fatto assolutamente nulla. 3, dalla incapacità di avere politiche di sostegno per la famiglia. Ok? Allora, è inutile che poi ci, come dire, stracciamo le vesti dicendo ma questa
roba è indegna, certo che è indegna, ma questi figli che sbagliano e che sono delinquenti e che vanno messi in galera, sono perfettamente d'accordo, però sono figli della trascuratezza del tema di che cosa è cambiato nella nostra società con l'avvento dei social, di internet, eccetera, eccetera, rispetto alla quale noi di centrodestra abbiamo un ritardo spaventoso. Vi faccio notare una cosa. C'è qualcuno che si è domandato se... posso fare un riferimento leggermente colto, ma appena, Giulio, te lo giuro, divento palloso. Poco Allora, però. È arrivato Thiel Sì. in tutti adoranti, perché finalmente parlava dell'anticristo, perché è uno della destra americana. Ma c'è qualcuno che si è domandato Thiel da quale incultura proviene? Dal transumanesimo. E noi abbiamo paura di dire che gente come Elon Musk, come Bezos, come quello di Google, stanno lavorando ad un'ipotesi che è molto semplice: sostituire l'umano con gli umanoidi. E questi si autoprofetizzano con l'idea che sostituendo l'umano con l'umanoide loro diventano perpetui. Il problema è che la destra è corsa in ginocchio da questa gente e invece di rivendicare la radice classica della nostra civiltà, invece di andare in Europa a fare la battaglia perché vengano riconosciuti i valori giudaico-cristiani dell'Europa, invece di imbracciare il fucile della nostra cultura di appartenenza e con quello sparare delle pallottole di cultura contro il tecnicismo, contro un certo modo di concepire la società, ci siamo accodati e poi riteniamo che basti una legislazione più o meno severa a contrastare questi fenomeni, ma non è minacciando l'ergastolo a un ragazzetto di 19 anni, di 13 anni che lo disarmi, è evitando che lui abbia disprezzo della vita altrui, sua medesima. Ascolta Carlo, il ministro Valditara ha commentato subito dicendo che è necessario approvare rapidamente le nuove severe norme per contrastare la criminalità, in particolare la diffusione dei coltelli e di armi improprie fra i giovani. Che dici? Come se non fossero disponibili ogni piezo spinto. Perché tu vieti i coltelli, ma ci sono altre armi, no? Adesso non mi pare che ci vuole... Banalmente è necessario riaprire gli oratori. Banalmente è necessario reintrodurre educazione civica a scuola. Banalmente è necessario cominciare a bocciare. Banalmente è necessario chiamare i genitori in correità di questa roba qua. Anche perché io non ho capito una cosa, quella di inasprire le norme, agire sul codice penale, eccetera, eccetera, non mi pare una strategia vincente, no? A partire dai famosi decreti sui rave party, decreti sicurezza a ripetizione, eccetera, anche perché c'è un cortocircuito secondo me, ma non so come la pensi tu, Carlo. Tu inasprisci le norme, agisci sul codice penale, ma poi chi è che lo deve applicare? I tuoi amici magistrati, o sbaglio? Esatto. Ma tu puoi fare tutte le norme che vuoi, puoi anche scrivere. A parte il fatto che l'inasprimento delle norme di per sé non mi sembra la via migliore per reprimere determinati fenomeni. Cioè, la cosa che a me stupisce è che, per esempio, gente come i leghisti, no? Che dovrebbero avere Cesare Beccaria come uno dei riferimenti, perché fa parte della civiltà occidentale, che non sappiano che la repressione penale di per sé non è la cura. La repressione penale casomai è l'indice della patologia. La cura risiede in altro. In che cosa? Nell'incremento del tasso di responsabilità individuale. Ma se tu mi hai tolto da scuola l'educazione civica, se tu mi hai tolto da scuola l'obbligo del buongiorno, buonasera all'insegnante, se mi hai tolto l'obbligo di dare del lei, se mi hai tolto l'obbligo della divisa scolastica, se mi hai tolto l'obbligo dell'orario, se ogni volta che prendi un ragazzino e lo punisci
con un provvedimento disciplinare a scuola, poi c'è i genitori che fanno ricorso al TAR. Ai tempi nostri, te lo ricorderai pure te, Giulio, se prendevi un voto e tornavi a casa dicendo m'hanno interrogato e io ho risposto e ti corcava la mamma, appunto, saltare. Appunto. Carlo, noto con orrore che siamo già arrivati alle 11, il tempo è volato stamattina, io ti ringrazio come sempre e più di sempre. A questa radio? Come? Non ho capito. Quando è che mi cacciano dalla radio? No, spero mai. Io di sicuro no. Sarò il tuo più fervido sostenitore, ma non credo che nessuno abbia intenzione di cacciarti da questa radio, perché sarebbe, diciamo così, un impoverimento netto e intollerabile. Io ringrazio Carlo Cambi. Comodo per un sacco di gente, mi dispiace. In realtà tutta la mia vita l'ho spesa a cercare di piacere, evidentemente non sono capace. No, invece secondo me piaci molto a chi ascolta, quindi tra l'altro oggi abbiamo avuto un sacco di messaggi e di telefonate. La radio è questo, è discussione, è anche polemica, è anche non capirsi, però insomma alla fine ci si capisce. Quindi io ringrazio Carlo Cambi, tutti coloro che ci hanno seguito, quelli che sono intervenuti, non intervenuti. Buona prosecuzione d'ascolto a tutti, buon fantastico mercoledì. Ciao Giulio.